ben ritrovati anche con a voi la linea sit-in questa mattina all'esterno del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cividale, organizzato dal sindacato Conapo. Motivo della protesta sono le frequenti chiusure della sede della città ducale per trasferire il personale a Udine in caso di necessità. Il Conapo punta il dito contro la carenza di personale. Sit-in oggi a Cividale davanti alla sede dei Vigili del Fuoco. Con noi il segretario regionale del Conapo, che è il sindacato autonomo praticamente più rappresentativo, no, del Corpo dei Vigili del Fuoco, Damian Nacini. Voi siete qui oggi perché intendete che questo posto, cioè intendete che rimanga sempre aperto, cosa che invece non accade ultimamente perché c'è bisogno di personale che viene richiamato proprio da qui a Cividale per aiutare Udine. Sì, giustamente come ha detto lei, questo distaccamento permanente viene spesso chiuso per sopperire le carenze di organico che ci sono nella sede centrale di Udine e quindi spesso il distaccamento di Cividale, il personale va al comando di Udine. Ecco, attualmente la carenza di personale la possiamo definire, delineare? E diciamo che in provincia di Udine, il comando di Udine, siamo circa sulle una carenza di 50 unità sulle varie qualifiche. A livello regionale siamo circa, sempre nelle varie qualifiche, circa sulle 150 unità. Ecco, oggi avete richiamato qui anche rappresentanti del mondo politico regionale. Che cosa vi aspettate a questo punto, anche a livello regionale? Sì, noi abbiamo esposto la problematica alla parte politica, però devo dire che ci sono anche tanti cittadini che ci supportano su questo. Oggi abbiamo lasciato un messaggio per dire che con qualsiasi strumento ci aiutino a riportare il distaccamento di Cividale all'apertura di 24 ore e 365 giorni all'anno. E poi si punti ad incrementare anche il personale, visto l'esperienza dell'estate scorsa, no? Avete dovuto agire su più fronti? Sì, anche come comando di Udine abbiamo agito su più fronti sugli incendi boschivi, sia nella provincia di Udine e anche sulla provincia di Gorizia e di Trieste, in quanto siamo andati in supporto alle squadre per dare una mano. Quindi adesso ci attendiamo una risposta anche da parte del nostro Dipartimento sulle nostre richieste di aumento di personale nel comando di Udine. Ecco, lei ha detto, proprio intervenendo qui davanti alla sede di Cividale, ha detto che non ha mai visto incendi come quelli dell'estate scorsa, che non si è mai trovato di fronte a situazioni del genere. Beh sì, come ho detto prima, io ho 50 anni. Arrivo da un paese che si chiama Dobrado del Lago, comunque in pieno Carso, sin da bambino vedevo, e poi anche negli anni vedevo questi incendi, però diciamo che in giro di 2 o 3 giorni si risolvevano, e invece questo è stato proprio uno di quegli incendi che non ho mai visto e si è prolungato proprio per parecchie settimane. Questione elicottero. Questione elicottero, abbiamo fatto una nota scritta al Presidente della Regione Federica chiedendo, diciamo, spiegazioni su quello che abbiamo letto sulla stampa locale, dove il secondo elicottero dovrebbe fare anche interventi di soccorso persona e ricerca persona. E quindi noi non siamo contrari al secondo elicottero che fa soccorso sanitario, però diciamo che non deve prevaricare quelle che sono le leggi nazionali dei Vigili del Fuoco. Sono 4 nelle ultime 3 settimane le vittime di incidenti stradali in sella alla loro bicicletta. L'ultimo è il 51enne urtato da una vettura domenica sera a Manzano. Secondo la FIAB, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta di Udine, è un fenomeno in crescita ed è necessario investire per la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e per la moderazione della velocità. Siamo con Lorenzo Corattini, del direttivo della FIAB, con la sua bicicletta, anche per parlare di questi ultimi incidenti stradali che hanno visto 4 vittime in sella proprio alla loro bicicletta. Un fenomeno questo in aumento?
Allora, le statistiche precise non le conosco, però i casi sono tanti, anche ultimamente in regione ce ne sono stati diversi. Uno si chiede il perché e soprattutto che cosa si può fare per cercare di far diminuire queste tragiche statistiche. Io parto sempre dal ciclista, perché il ciclista deve essere cosciente di essere l'utente debole e quindi deve pensare anche agli altri. Io faccio migliaia di chilometri all'anno in bicicletta, in città, fuori città, in montagna, al mare, però sto sempre attento. Bisogna avere alcune prudenze dalla visibilità, abbigliamento visibile, le luci di notte, freni efficienti eccetera. Però non basta, gli automobilisti devono essere coscienti della pericolosità del mezzo che utilizzano e devono capire che certe regole vanno rispettate. C'è anche una norma che prevede 1,5 metri di distanza quando si supera e i rifili a 10 centimetri purtroppo sono all'ordine del giorno. Qualche volta bisogna fermarsi in macchina, rallentare e aspettare che magari la macchina che arriva dall'altra parte rallenti per superare il ciclista. Poi ci sono problemi strutturali. Le piste ciclabili sono una soluzione importante ma non sempre realizzabile e non sempre sono presenti. Bisogna soprattutto nelle città moderare il traffico. Le zone 30 nelle zone centrali sono una soluzione proprio perché l'eventuale impatto è decisamente ridotto. 50 all'ora è una velocità mortale il più delle volte, quindi le piste ciclabili devono essere continuative e visibili. Continuative perché tante volte, soprattutto a Udine, abbiamo tanti pezzi di piste ciclabili ma i punti più critici, che sono le intersezioni, non sono coperte dalla ciclabile. Le rotonde per i ciclisti sono un problema e non si può dire beh allora il ciclista scende e va a piedi e attraversa a piedi sulle strisce pedonali, perché questo il ciclista non lo fa, ma non lo deve fare. La viabilità ciclistica, meglio la mobilità ciclistica deve essere incrementata per problemi di salute, per problemi di inquinamento, per problemi di risparmio energetico, per una serie di motivi e quindi bisogna permettere al ciclista di procedere in sicurezza e regolarmente. Chiaramente se c'è l'attraversamento ciclabile, io guardo se le macchine mi hanno visto o non mi hanno visto, quindi questo non vuol dire che il ciclista poi passi e attraversa a tutta velocità dove ci sono gli attraversamenti ciclopedonali, ma gli attraversamenti ciclopedonali ci devono essere. Le piste ciclabili però delle volte non sono realizzate perfettamente, alcune anche nei marciapiedi e magari il ciclista non viene incentivato a percorrere le piste ciclabili. Sì, allora, intanto io punto l'occhio molto alle confluenze. Qui da noi c'è ancora la cattiva abitudine di fare, anche in quelle che stanno realizzando adesso, dalla pista ciclabile alla strada o viceversa c'è il gradino di 1 centimetro, cosa molto pericolosa. Conosco più di qualcuno che si è rotto il polso su questi piccoli salti, quando non c'è motivo per farli, quindi devono essere fruibili ed evidenti. Qualche volta sono sul marciapiede, il più possibile devono essere divise, ma in modo evidente, di modo che il pedone sta da una parte e il ciclista dall'altra. Se uno ad Amsterdam o a Parigi a piedi va sulla pista ciclabile si prende di quelle urla che metà bastano. Qui da noi è normale avere tutto promiscuo, ma non va bene e quindi ci vuole maggiore attenzione al ciclista, anche perché è una risorsa importante. Inflazione ai massimi livelli, caro bollette, rate dei mutui che crescono di mese in mese. Per le famiglie friulane la situazione è molto complicata. Il Natale alle porte rischia di essere uno dei più austeri, come sottolinea l'associazione Consumatori Attivi. Inflazione sempre più alta che ha raggiunto livelli record, non si vedevano insomma da 40 anni questi livelli, ce ne accorgiamo tutti i giorni andando a fare la spesa, quando arrivano le bollette, quando dobbiamo comprare qualcosa. Una situazione che sta generando parecchia preoccupazione nei cittadini, nelle imprese, perché i prezzi sono diventati veramente insostenibili. Di questo parliamo con Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, perché insomma vi siete accorti anche voi, le persone che vi contattano, ma voi stessi insomma, che questa inflazione è enorme, addirittura quella
percepita e addirittura ben più alta, insomma a livelli del 20% perfino. Ecco, com'è la situazione attuale? Assolutamente sì, stiamo denunciando il rincaro dei prezzi, soprattutto dei prezzi dell'energia ormai dall'autunno del 2021. Questi prezzi non si stanno arrestando, tanto che abbiamo dovuto constatare come tra settembre e ottobre ci sia stato addirittura un incremento del 30 e oltre per cento di media. Questo ovviamente ha inciso tantissimo sulle rilevazioni Istat, infatti tra settembre e il mese di ottobre abbiamo registrato un aumento di circa il 3,4%, passando quindi a un'inflazione dell'11,9% per quanto riguarda il mese di ottobre. A pesare ovviamente di più sono sicuramente i beni energetici, ma sono anche i beni alimentari, e questo crea grande preoccupazione, perché ovviamente quando si arriva a tagliare la spesa delle famiglie, la spesa alimentare, poi si rischia anche di percepire delle conseguenze sulla salute dei consumatori. Il periodo che si sta approssimando è un periodo festivo, quindi il classico periodo natalizio dove tutte le persone cercano insomma di acquistare dei regali e di accontentarsi per quanto riguarda magari delle aspirazioni, delle ambizioni. Purtroppo dovremo parlare di un Natale sottotono, assolutamente sottotono, con negozi sempre più vuoti e con persone che purtroppo passeranno le vacanze di Natale a fare i conti del proprio bilancio familiare per poter far quadrare ovviamente le entrate con le uscite. Per quanto riguarda poi il carrello della spesa? Ormai, ad esempio, per quanto riguarda la frutta, il consumatore non sceglie più la frutta che più gli piace, ma la frutta che è in offerta, e spesse volte magari è la frutta anche più scadente. Stesso dicasi ad esempio per quanto riguarda la carne, non si sceglie più magari la carne di manzo, ma si opta per la carne di maiale, quindi una carne più grassa. Potremmo parlare anche ad esempio del formaggio. Anche in questo caso i prezzi dei formaggi magari stagionati, quindi meno grassi, sono ormai alle stelle, e quindi le persone optano per formaggi più freschi, magari con delle qualità inferiori a quelle che diversi prodotti locali potrebbero offrire, e quindi ovviamente insomma questo poi rischia di riflettersi appunto sulla salute, cosa che non vorremmo mai, perché poi è sempre una spesa che ricade sul pubblico, la spesa della sanità. Oltre a questo c'è tutto il tema del caro mutui, oltre al caro bollette, perché la rivisitazione dei tassi da parte della BCE ha portato ad un incremento considerevole delle rate mensili dei mutui per quanto riguarda l'acquisto della prima casa, quindi beni assolutamente non differibili, e quindi anche questo ovviamente va a pesare molto. Abbiamo registrato diverse segnalazioni di persone, i nostri sportelli, che ci dicono che in 1 o 2 mesi la loro rata è aumentata tra i 60 e i 100 euro. Ovviamente questo, sommato al raddoppio tante volte della spesa energetica per la famiglia, insomma rischia veramente di mettere in difficoltà a redditi invariati il bilancio familiare. Ci fermiamo, andiamo in pausa, torniamo qua fra 2 minuti. Seconda parte di A Voi la Linea. Fino al prossimo febbraio saranno esposte ad Aquileia 5 paia di orecchini in oro provenienti dai musei archeologici nazionali di Taranto e di Bari. Ci racconta tutto Isabella Gregorato. Inaugurata oggi al Museo Archeologico di Aquileia una mostra particolare all'interno appunto del museo. 5 paia di orecchini particolari, orecchini ellenistici di Taranto e Bari. Ne parliamo con la direttrice del Museo Archeologico di Aquileia, Marta Novello.
sono il centro della seconda edizione di un progetto che abbiamo voluto intitolare Mirabilia, capolavori a confronto, che è mirato a valorizzare la collezione del Museo Archeologico di Aquileia attraverso il confronto proprio con importantissimi oggetti che ci vengono prestati da altre istituzioni museali italiane nell'ambito della logica del sistema museale nazionale. Si tratta di 5 coppie di orecchini ellenistici realizzati tra il secondo e il primo secolo a.C. A Taranto, in area magno-greca, che costituiscono un confronto strettissimo con il più antico gioiello della nostra collezione, un orecchino quasi identico, direi, alla coppia di orecchini di Taranto, che giunse ad Aquileia molto probabilmente insieme ai primi coloni che dal 181 a.C. giunsero dall'area soprattutto centro e sud italica nel nostro territorio per fondare la colonia di Aquileia, che da quel momento in poi avrà una funzione, un ruolo strategico per tutto il mondo romano fino alla fine dell'impero romano. E con noi c'è anche il presidente della Fondazione Aquileia, Roberto Corciulo. Una mostra all'interno della mostra, un evento che consente appunto di ampliare gli orizzonti dell'intera Aquileia. Sì, noi ci troviamo veramente, come diceva adesso la Marta Novello, che ringrazio per il grandissimo lavoro, per questo bellissimo progetto che sta portando avanti, che rende sicuramente, è un gioiello all'interno del grande gioiello che è Aquileia. Quindi questo sicuramente va dato merito a questa capacità di saper reinterpretare in chiave moderna tutta questa storia. Noi viviamo all'interno di un territorio che ha 2200 anni di storia, quindi veramente ogni tanto quando ci si trova qua ci si rende conto di essere veramente in una frazione infinitesimale di questa lunga storia e dove c'è tantissimo. Devo dire, molte volte noi stessi friulani conosciamo pochissimo, non riusciamo a capire neanche questo grande laboratorio che è veramente in grandissimo fermento tutto quello che offre, e quindi anche come fondazione noi stiamo collaborando in maniera attiva, tutti gli enti esistenti, insistenti sul territorio, il museo, il comune, la basilica, la fondazione Socoba che gestisce la basilica, perché riteniamo che facendo rete, facendo massa critica riusciamo a promuovere in maniera sempre più importante questo unicum che noi abbiamo, che ci viene riconosciuto da tutto il mondo e che molte volte noi stessi, che siamo abitanti di questo bellissimo territorio, ci dimentichiamo di avere. Con noi anche il sindaco Emanuele Zorino, parliamo di rete museale, importante lavorare tutti in rete. Sì, Aquileia è un territorio che è molto complesso perché insistono hanno competenza su di essa una moltitudine di enti, anche di associazioni di scopo, ma soprattutto porta anche molti interessi sul territorio da parte di molti stakeholder. Quindi è fondamentale lavorare sulla rete. Come diceva il Presidente Roberto Corciulo, è una mission la nostra, quella di lavorare all'interno di tavoli di condivisione, ma soprattutto tavoli anche di progettualità per una visione del futuro che sia comune. Questo è fondamentale. Grazie anche al sindaco d'Aquileia Emanuele Zorino, qui dal Museo Archeologico è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella. Cosa farai da grande è il titolo del calendario 2023 dei Vigili del Fuoco di Pordenone. Il ricavato della distribuzione sarà devoluto quest'anno al progetto Casa Sole, che punta a migliorare l'autonomia abitativa delle persone portatrici di handicap cognitivi. Comandante, torna un appuntamento importante e quasi storico per il Comando Provinciale dei Vigili per Fuoco, il calendario del 2023. Cosa farai da grande? Questo è l'interrogativo. Come mai questo tema e soprattutto con che spirito avete affrontato la realizzazione di questo almanacco? Vabbè, chiaramente come ogni anno il nostro impegno è stato abbastanza considerevole, però questa volta diciamo che ci siamo superati. Il tema era impegnativo, però ci ha dato modo di spaziare tra le diverse esigenze che si hanno, diciamo, tra il lavoro del Vigile del Fuoco, il lavoro che si ha in famiglia e nel tempo libero. La possibilità comunque di conciliare lavoro e tempo libero per noi è fondamentale, anche perché diciamo è un continuum, nel senso che il nostro lavoro è senza soluzione di continuità, quindi ci dà la possibilità comunque di portare alcuni valori del nostro lavoro anche a casa. Ecco, cosa fare da grande? È chiaro,
molti dei nostri vigili sono figli d'arte e quindi era naturale che prima o poi questa esigenza venisse fuori. Noi l'abbiamo valutata, abbiamo preso questo tema che per noi chiaramente è importante. Cosa fare da grande stimola chiunque, comunque chi conosce la nostra realtà, chi conosce il nostro lavoro, ad comunque informarsi sempre di più su quello che facciamo e su come stiamo cambiando, ma soprattutto stimola a valutare quelli che sono la nostra mission, quindi i nostri valori, le nostre prospettive, i nostri impegni e i nostri obiettivi, che comunque ogni giorno chiaramente vanno rimodulati in base alle esigenze della popolazione, in base alle esigenze del cittadino. Vigili del fuoco significa portare anche un po' di allegria, serenità, ma soprattutto anche devolvere il ricavato a delle iniziative ecosociali. A cosa guardate quest'anno? Beh, guardiamo a migliorare l'ottimo risultato dell'anno scorso. L'anno scorso infatti abbiamo raccolto 10.000 euro, li abbiamo donati all'associazione Scricciolo di Trieste. Quest'anno abbiamo aumentato la tiratura dei calendari nella speranza di aumentare anche il ricavato che doneremo alla Casa del Sole di Pordenone. Presidente, che cosa prevede questo ambizioso progetto? Questo progetto prevede che delle persone con disabilità intellettiva possano acquisire una certa indipendenza di vita e quindi non siano sempre relegate agli istituti o alle case di riposo quando diventano adulti. Per cui noi abbiamo pensato di creare un supporto a queste persone tale per cui possano vivere in appartamenti autonomi, indipendenti, in centro città, dove con un supporto educativo modesto riescono a vivere normalmente la loro vita, anche perché sono tutte persone inserite nel lavoro, magari con una borsa lavoro e non assunti a tempo pieno, però sono tutti inseriti nel lavoro, quindi hanno una loro autonomia. Noi come Fondazione Down Friuli Venezia Giulia abbiamo 7 appartamenti in città, dove vivono o 3 o 4 persone in ogni appartamento. Abbiamo quindi 24-25 persone che risiedono lì. Però per esempio durante la notte non hanno un'assistenza. Sono persone down o persone con disabilità intellettiva. Per cui il legame e l'aiuto che ci viene dato dai Vigili del Fuoco è stato fondamentale, perché durante la notte, per esempio, se succede qualcosa, loro sanno a chi far riferimento. E i Vigili del Fuoco ci hanno aiutato moltissimo perché hanno insegnato, per esempio, come ci si comporta in caso di terremoto, vedendo le case come sono fatte, qual è il muro portante, se ci sono oggetti che potrebbero cadere, come scendere le scale. Hanno poi insegnato loro come difendersi in caso di, non so se il gas è aperto, se ci sono i principi di incendio in casa. Gli hanno insegnato inoltre come fare a chiamare il soccorso in caso di emergenza. E questo è molto difficile, è difficile anche per una persona normale, perché in caso di emergenza sei un po' agitato, sei trafelato. Loro gli hanno insegnato come chiamare, dire che problema hanno, dire chi sono, dove risiedono, in maniera che i Vigili del Fuoco, oppure anche il pronto soccorso naturalmente, possano capire dove andare e cosa fare. Nel corso della giornata di ieri, a margine della consegna di Fincantieri della Seascape, il CEO di MSC Crociere, Pierfrancesco Vago, ha fatto il punto sui potenziali investimenti italiani all'estero e sulle ricadute della guerra, in particolare a livello economico. Il timore di Vago, soprattutto sul ruolo di SACE, che smarrisca il profilo di società capace di supportare le imprese nel credito per le esportazioni. La SACE è importantissima perché chiaramente è una piattaforma che aiuta l'esportazione, il credito all'esportazione, perciò l'industria italiana. Noi senza la SACE, l'industria, Fincantieri, ma tantissime industrie di costruzione, senza la SACE non andiamo da nessuna parte. Perciò adesso, avendo il bilancio che fa parte del Tesoro, deve avere questa capacità di renderci più competitivi. Col costo del denaro, con l'inflazione, con quello che stiamo vedendo, gli interessi per imprestare il denaro, senza la SACE non si possono fare investimenti
investimenti da 1 miliardo come il costo di questa nave. Se vogliamo nuove tecnologie abbiamo bisogno di spenderli questi soldi per appunto trovare delle soluzioni non solo ambientali ma anche tecnologiche. Questo è il futuro e la SACE è basilare per il sistema Italia. Non vorrei che diventassero qualcos'altro che non ha più credito all'export, perciò credito all'esportazione, perciò l'interesse, ma che diventino un po' una banca, e perciò va contro quello che è la motivazione per cui abbiamo creato questa agenzia. Tra l'altro agenzie che hanno tutti i paesi europei, che funzionano molto bene, che sono aggressive, competitive, perché appunto alimentano le esportazioni del nostro sistema Paese Italia. Che l'Europa dovrebbe avere più una politica europea, noi abbiamo i valori europei, siamo l'Europa, siamo il mercato più grosso al mondo, dovremmo avere il nostro sistema di difesa, non dovremmo essere dettati da altre potenze europee, perché questa guerra la dobbiamo pagare noi alla fine. Perciò l'impatto economico, il rallentamento che vediamo nell'economia è per questa guerra, che poi non è voluta da noi, cioè è voluta da qualcun altro, perciò dobbiamo avere anche la forza di una leadership, abbiamo bisogno di leadership, ci manca la leadership europea che inizia a fare una politica per quello che interessa l'Europa. L'Italia, io credo molto nel mettere l'Italia nell'inizio delle priorità nell'agenda di Bruxelles e dire, lo dico in inglese, Italy first, lo dicevano altri paesi, mettiamo Italy first, iniziamo a far capire che l'Italia c'è, che è importante, che quando si prendono decisioni a Bruxelles, lo dico sempre, l'Italia deve partecipare a quel tavolo e probabilmente rivedremo, finendo la guerra, qualcuno dovrà ripagarla questa guerra e purtroppo sarà l'Europa. Abbiamo finito, grazie di cuore per la vostra cortese e fedele attenzione. La sigla col nostro Campigotto. Un saluto alla Banco Audio gestito dalla nostra Peressi. Arrivederci, se dovete pranzare, buon appetito.